numerosi ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale. Partiamo dai ringraziamenti nei nostri confronti. La compagnia teatrale Sarda ci ha proposto questa rappresentazione teatrale. Avete scelto Nulvi, con piacere abbiamo accolto la vostra proposta e vi accogliamo nel nostro paese. È un progetto finanziato dal Ministero della Cultura e dello Spettacolo e coinvolge ragazzi che arrivano da diversi paesi, la Bulgaria, la Romania, la Macedonia, la Sardegna e anche l'Italia. È una sorta di laboratorio teatrale che si concretizza poi nella rappresentazione a cui assisteremo stasera. I ringraziamenti sono doppi perché comunque la rappresentazione è ispirata ad uno dei celebri romanzi di Grazia Deledda, un'autrice sarda, Cenere. È un romanzo che io lessi tantissimi anni fa e oggi attraverso questa rappresentazione ricordiamo i 150 anni dalla nascita della grande scrittrice. Ovviamente un ringraziamento speciale sia al Coro dei Nulvi che al gruppo Folk perché in tutte le iniziative culturali sono sempre disponibili e pronti a collaborare, quindi un supporto fondamentale per noi, per il nostro paese, nella collaborazione comunque con le altre associazioni culturali. Un altro ringraziamento anche alle associazioni culturali l'Albatros e Susidadum, Mauro Tedde è qua presente, Mariangela non so se deve arrivare o se abbiamo avuto previsto sta arrivando, quindi anche a voi grazie perché Mauro poi è stato il primo a tenere contatti con te e quindi poi insomma abbiamo realizzato questo. Sono felice che comunque possiamo ricordare Grazia Deledda. Io adoro Grazia Deledda come scrittrice, adoro i suoi romanzi e soprattutto oggi metterete in scena una rappresentazione ispirata appunto ad un romanzo che ha come protagonista una donna, ma i libri di Grazia Deledda in genere hanno come protagoniste le donne, delle eroine romantiche calate in una società arcaica dove combattono comunque delle regole sociali, delle regole convenzionali. È la storia appunto di una donna che è moderna, che ha una storia extraconiugale con un uomo sposato, quindi vive questa storia da cui nascerà un figlio, farà una scelta molto difficile poi, ma insomma non anticipiamo niente perché non è il caso. Quindi un'eroina moderna, un'eroina romantica animata dalla passione, una donna che comunque insegue il suo destino, destinata a soccombere come molti personaggi di Grazia Deledda, ma che non si arrende. Quindi sicuramente è una donna contemporanea che rappresenta tutte le donne di oggi, che hanno coraggio di affrontare la vita, che combattono e che non si danno mai per vinte. Quindi vi auguro sicuramente una buona visione e grazie ancora insomma per essere qui e grazie ancora a voi e soprattutto voglio presentare la regista appunto che viene dalla Romania del gruppo Leila, soprattutto di questi ragazzi molto giovani che sono qui dietro, ragazzi tra i 14 e i 17 anni, qui è l'equivalente dei liceali nostri, che lei però appunto cura, la fanno, nel senso gli insegna a teatro la fanno erano molto piccoli, tipo 8-9 anni, e l'hanno seguita in tutti questi anni. Doriana Miglietti che appunto ha fatto la scuola drammatica a Bucarest, poi ha scelto una città della Romania per poter iniziare a mettere in piedi un teatro stabile. Ha svolto in oltre 20-30 anni un lavoro sociale enorme, prendendo moltissimi ragazzi alla strada e insegnandogli il teatro e anche quindi avere una vita a posto, diciamo così, formando anche attori molto bravi e molto professionali. È un connubio artistico come il suo che dura da tantissimi anni. Questo progetto è iniziato, appunto, io ho iniziato a lavorare con questi ragazzi a settembre in Romania per una settimana, poi loro hanno continuato a lavorare con la loro regista e il lavoro era proprio improntato su Cenere di Grazia Deledda. Alcune parti le ho curate io, alcune parti le ho curate lei, alcune parti le abbiamo fatte proprio insieme, rompendo la scatola agli attori tutti e due. Meno male che sono sopravvissuti.
Non è semplice come potete immaginare. Noi questo spettacolo l'abbiamo già fatto ieri a Sassari, però la particolarità dello spettacolo di oggi è appunto che prevede l'intervento in funzione narrativa, però non puramente, diciamo così, coreografica, anche l'intervento delle tradizioni sarde in prima persona, quindi diciamo così, personificate dal coro e dal ballo tradizionale, realmente tradizionale, diciamo così, che entreranno a far parte dello spettacolo con dei balli e delle canzoni che amplificano la narrazione del nostro spettacolo e della stessa. Volevo ricordare che questa iniziativa è stata pubblicizzata in Romania, in televisione, in alcuni giornali di New York, in alcune testate nazionali, perché essendo un progetto l'unico di tutta la Sardegna, il 25 di tutta Italia, proprio specifico del ministro, naturalmente se è stato selezionato vuol dire che aveva una validità. E quindi sono molto contento che stiamo facendo la replica qui a Nulvi, perché qui abbiamo tantissimi amici e quindi si lavora meglio quando siamo più felici quando come in famiglia, diciamo così. Bene, darei la parola al corpo del ballo, aprirà la serata, il ballo, quello di ballo, poi il coro e dopodiché inizierà lo spettacolo.
Son
Stai liniștită. Voi avea o grijă de tine. Nu te voi părăsi. Te voi duce la o de-a mea și totul va fi bine. Hai grijă de ea. Pazienta, sono cose del mondo. Siamo nati per soffrire. Anche io ho pianto e riso. Ora è tutto finito. Non porta mantedu, non porta mantedu, ne mancu gorito, inni erebrito, non aratitia, angelos cantare a suizio de Maria. È stata abbandonata, il figlio bastardo di Olin nasce nel paese della vedova. Costruisse nedu, non porta mantedu, non porta mantedu, ne mancu goritu, in die del ritu, non aratitia, angelos cantare sul viso de Maria.
Io vorrei soltanto evitare queste Ah, sì? E io ti ammazzo! No, non voglio che tu muoia, non voglio! Bambini, non festeggiate, se no vi viene la mamma su sole e vi rapisce. Mamma, dove stiamo andando? In città? Sì, in città, lì c'è tuo padre. Lo vuoi vedere? Sì. Entra e di che sei il figlio di Olisi. Questa per te. Vai. E tu chi sei? Sono il figlio di Olì. Tanto subito! Il figlio di Olì! E tua madre dove? Dove? E poi che aspetta? Uite că a plecat. A plecat. Guarda come mi sono. Oh, povero uccellino, avrai fame, vero? Se un uomo senza cuore e senza Dio lo devi adottare. Si allontana, lo lava, lo cura e gli insegna le preghiere. Viene vestito al meglio. Tu mi devi spiegare perché me ne fai entrare una sancetta con i tirocchi vuoi farle? Proprio tu parli! Vieni qui! Che c'hai tirocchi dappertutto! Una nel colletto ne hai! Guarda qua, che schifo che fai! Allora voi, un po' di vino! E allora balla!
vergogni e pescato. Non vedi che queste monete ridono di te? Ti ricordi quando che eri con la casa tua? Guarda come sei ridotto ora. Nana! Apputendini! E tu lo vuoi questo di vino? Sì. Mamma, dai che te lo do, vedi? Noi bambini siamo molto cattivi. Sì, ma non è stata molto più cattiva mia madre ad avermi abbandonato? Non ci pensare, non ci pensare. Ah, ti bastonava tua madre? No, no, mai. Io so che ti bastonava. Cosa faceva? Lavorava sempre. Vai, vicino al fico, fruga, forse troverai delle monete, forse ti imbatti in un tesoro. Dacă fiul meu va găsi comoara așa cum speram odinioară, o voi ajuta pe Oli. Iar dacă nevasta mea va muri, mă voi căsători cu Oli pentru că a fost prima și marea mea dragoste. Se Bambino trova un tesoro, aiuteremo lì. E morta mia moglie, la sposerò. Del resto sono stato il primo a dichiararla. È vero, sono io il padre del figlio di Oli. Hai sentito? E adesso che facciamo? E in questa settimana santa il Signore vuole che tu riconosca tuo figlio. Ah, sì. Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sanctis. E inveci Lord.
Tu sei mio figlio. Avete fatto dunque il vostro dovere? Fatto, signor Carboni. Bene, bene. I figli legittimi sono il sostegno dei padri nella vecchiaia. Che occhi questo diavoletto. Ridi, cosa vorrai diventare da grande? Rispondi al padrino. Cosa vuoi diventare, diavoletto? Rispondi al padrone. Mugnaio. Contadino. No. Vuoi studiare? Sì, studiare. Bravo, vuoi studiare. Diventerai prete. Avvocato. Sì, avvocato. Cavolo, lo dicevo io che ha gli occhi vispi. Vuol farsi avvocato il piccolo topo. Ma non abbiamo i soldi. Se il piccolo ha voglia di studiare, la provvidenza non mancherà. Non mancherà. Ma che mi zihi, te vrea în loc soții. Margherita, mio amore. După jale, bucur. Dove vai, Bella? Anania, il ragazzo a cui voglio bene.
In la sua condizione io non resterei con mio padre. Ehi, Dopo tutto quello che gli ha fatto. Au dreptate. Lăceți sta cu un om care dă pe mama pe calea răului. Cine este el pentru mine? Nici n-am cerut să mă nasc. perché rimango con quest'uomo che ha ingannato mia madre e l'ha portata nella via del male? Cos'è per me lui? Gli ho forse chiesto io di farmi nascere? S-a împărțit norocul, mai dorule. Când s-a împărțit norocul, fost am dus eu la lucru, fost am dus eu la lucru, mai dorule. Il carico mi ha regalato uno scudo e il medico 2 lire. Si usa così regalare dei soldi per studenti che partono la prima volta. Satana! Agata! Hai sentito? La militare vuole sposare Margherita Carboni. Oh, no! Mai sì, una rosa deve sposare un garofano! La canania! No, N'arrestarlo! Ego Antonino, mi vuole sposa, è molto geloso di te! deci de asta se uită mă așa mereu la mine. Plec în Roma! Plec în Roma! Plec în Roma! Addio Sardegna! Plec în Roma! Margherita! Plec în Roma! Pleci în Roma! Plec în Roma! Pleci în Roma! Pleci în Roma! Io ti scriverò. Scriverò. Sì, ti scriverò. Scriverò. Addio. Addio. Ah, Roma! Ah, Roma! Am auzit că pe aici ar sta o oarecare Maria Obinu, care și că ar fi de prin locul meu de baștină. Închiriază și camere pentru studenți. O să-mi iau o cameră la ea, iar eu o să cercetez dacă nu e chiar mama mea. Trecutul ei prea seamănă cu al mamei mele, iar prin locul meu nici nu există acest nume, Obinu.
La signora Obinu? Sono io. Vorrei una camera. Mi chiamo Anania Adonzu de Rios. Ah, ora non ho camere disponibili. Se sei accontenta, le cederei la mia camera finché non si libera un'altra. Accetto volentieri. No, non è lei. Ma se non è lei, perché mi cede la sua camera? Perché è così premurosa? Este Maria Obi non fosse o lì? Se fosse lei, una madre non può non tradirsi. Una madre non può non urlare quando vede suo figlio. È assurdo, è assurdo. Sono tutte sciocchezze. Una donna sa dominarsi. Una donna sa dominarsi. Vorrei Margherita. Aron con me. Margherita? Margherita! I-a adevărat! Istești cu mine! E adevărat! Familia Trașchid e iubirea noastră! È vero? Ah! Tuo padre Duche non sarebbe contento? Non lo so. Ah, senti, posso o non aspirare a te? Spune ce trebuie să fac. Dimmi tu che cosa devo fare. Trebuie să mai aștept? Devo aspettare. Trebuie să... Devo agire. Mândria, datoria și conștiința mea mă determină să-i mărturisesc datorită totul. Il mio orgoglio e la mia coscienza mi vorrebbero di presentarti a tuo padre e dirgli tutto. Altfel, mi-e teamă să nu mă consider un om neloial și fără onoare. Altrimenti devi tu considerarmi come un traditore, un uomo senza onore e senza lealtà. Voi rămâne greșit sfatul tău. Fac orice să nu te pierd. Però io seguirò i tuoi consigli, tutto fuorché perderti. Viața fără tine ar dica moartea. Sarebbe la mia morte questa. Fără tine e scopul vieții mele. Tu sei lo scopo della mia vita. Basta, taci ora. Ma sta piovendo? Sta piovendo! Sta piovendo? Sta piovendo! Sta piovendo? Signor padrino, io e sua figlia Margherita. Facciamo una cosa. Io non posso mai. Oppure vi scriverò. No, bisogna assolutamente parlargli. Se non vuoi farlo tu, fa che zia Natana a dirglielo. Sì. Egli è povero, il figlio di un servo. Il suo orgoglio gli imporrebbe di presentarsi al padre di lei. E non è un uomo senza lealtà e senza onore, e deve dirgli tutto. Lui non vuole perderla. Ella era lo scopo della sua vita.
Margherita a Roma era tutto un sogno. Anania è tornato in Sardegna e ha detto veramente a zia Tana di parlare con signor Carboni della proposta di matrimonio e adesso aspetta una risposta. Che cosa mi hanno detto? Pazienza, figlio di signore. Ora ti dirò. No! Dite subito! Mi vogliono! Sì, ti vogliono, sì, ti vogliono. Mi vogliono! Mi vogliono! Quando ho rivelato tutto, il padre di Margherita ha sorriso e battuto di mani, ma poi è diventato serio e pensieroso. Ma infine, chi avete concluso? Bisogna aspettare Santa Catinabella. Non ho capito, il padre di Margherita ha detto che dovrai pensare di studiare e quando avrai un posto onorevole vi darà la sua benedizione. Zia Grazia! Buenos dias. Non mi riconoscete? Figlio mio caro! Attualmente non hai dimenticato la vecchia abbandonata, ma perché non hai tu scritto la prima di venire? Figlio mio caro, devi tu che la guardi e con l'acqua è pura fresca. E ora ti preparo un buone. Ah, non il farlo. Dicono che si debba sposare una ricca e bella fanciulla. Ah, non è stata stupida quella fanciulla. Infine, ce mi auzite despre mamma? Sentite, non avete saputo mai nulla di mia madre. Ebbene, dacă tu nu știi ceva despre ea, cum să știu eu? Se niente ne sai tu, come vuoi che ne sappia qualche cosa io? Nu înțeleg, spune-mi, e vie, e moartă, spune-mi! Parlate! Voi sapete tutto dunque! Dov'è? È viva? È morta? Dov'è? Calmati, eu credevo che tu sapessi. Sì, ella è viva. Și de ce nu mi-ai zis niciodată de ea? De ce? Parlate dunque! Perché mi tenete così sulla corda? Perché non mi avete parlato ancora di lei? Dov'è? Ella sola poteva farti sapere qualche cosa, ma no, essa ha paura di te. Domani notte a quest'ora ella sarà qui. Non dubitare. Domani notte, a quest'ora, ella sarà qui, non dubitare. Domani notte, a quest'ora, ella sarà qui, non dubitare. Dov'è mia madre? Poteva ella capire quello che aveva fatto? Era davvero sua madre quella? No, una vera madre non abbandona il proprio figlio come uno straccio da buttare. Tieni, questi soldi di comprare dei vestiti nuovi. No, non voglio niente. Dai. No. No, non vai. No. Sì. Non si può fare niente. Il male che è avvenuto non si può rimediare. E tu puoi uccidermi se vuoi, ma io non ci posso fare nulla. Vai. No. Io vado. No. Va, tu devi sposare quella bella figliuola, Margherita.
Margherita Carboni. No! No! Ella dunque non capiva che suo figlio aveva sofferto e lottato tutta la vita per ritirarla dalla via della colpa, sacrificando tutto il suo avvenire. Vado a parlare con Margherita Carboni. Egli sapeva che la madre aveva ragione, che voleva andarsene per non renderlo infelice. Una sete di sacrificio la divorava ed egli lo capiva e sentiva che voleva a modo suo compiere il proprio dovere, come egli, a proprio modo, voleva compiere il suo. Margherita! Anania! Amore mio! Ho trovato mia madre! Può venire con noi? No! Io voglio vivere solo con te! Margherita, ti amo. Ma allora, addio. Addio! Quando ho parlato con mio figlio, mi sono ricordata di mio padre, quando mi ha cacciato via di casa. Io voglio essere libera. Io non voglio che mio figlio sia povero. Non voglio che sia allontanato da tutti, come succede a me. Non ci posso fare niente, non ho altra possibilità. Oli! No! Madre!
egli viveva e doveva vita alla misera creatura che gli stava davanti. Ora capiva il valore della vita, perché aveva veduto da vicino l'orrore della morte, ed ella, la madre, gli aveva riservato il compito di liberarli con il dolore della sua morte, la gioia suprema di vivere. Non porta tu, ne manco gori tu, indiere tu, non aratitia, angelo scantare su vizu e Maria. Cosa c'era nella scatola che gli aveva regalato sua madre? Cenere. Siamo solo cenere.